Buonasera a tutti gli amici di Mestre Mia che stanno seguendo questa interessante storia di Mestre che è giunta nella sua quinta e ultima puntata. La serie è quella della chiesa di Mestre. Le serie sono state 4 fino all'inizio, quindi un percorso molto lungo. Questa sera parleremo delle ultime 2 chiese che dal punto di vista architettonico sono collocate entrambe nel Novecento, ma che hanno 2 storie completamente diverse. Allora, la chiesa di Carpenedo, la cui costruzione è iniziata a metà Ottocento circa e si è conclusa nei primi anni del Novecento, e che però sostituisce un complesso religioso molto molto antico, e poi la chiesa di Via Piave. La chiesa di Via Piave, che è una chiesa nata nel Novecento, distrutta nel Novecento e ricostruita nel secondo dopoguerra. Quindi una chiesa che dal punto di vista sia architettonico che religioso ha una storia molto breve, però la cui storia è purtroppo una pagina importante e dolorosa per la città di Mestre, perché è stata appunto la Via Piave coinvolta nei bombardamenti di marzo del 1944. Ci sono state molte vittime e la chiesa è stata ricostruita dopo, quindi da questo punto di vista molta storia in poco tempo per 2 chiese nate a distanza di pochi anni. Importante è anche l'inserimento di questa chiesa nel contesto urbanistico, perché anche la Via Piave è nata nel Novecento. Il quartiere di Via Piave, sì, è nato nel Novecento, perché si tratta appunto di quella fase di espansione della città dopo che è appunto diventata città, dove ci sono state tutte quelle istanze, la costruzione dell'ospedale, l'elettrificazione, l'acquedotto eccetera, e quindi la necessità di espandere la città, il bisogno di case. Nasce il quartiere Piave in un posto dove sostanzialmente non c'era quasi niente, insomma era un terreno incolto. Nasce questo quartiere quindi nel primo dopoguerra e avrà questa interessante e dolorosa storia. Ritorniamo invece alla chiesa di Carpenedo, che è una chiesa, come dicevo prima, ottocentesca, completata nel 1912, le cui origini però si perdono nel Medioevo, quindi nel XII secolo. Adesso sentiremo i nostri storici Stefano Sorteni e Sergio Balizza che ci racconteranno i particolari. Dal punto di vista architettonico un susseguirsi di ampliamenti, ricostruzioni eccetera, fino ad arrivare appunto all'edificio, il bell'edificio però di carattere ottocentesco, appunto, quindi recente, ma che contiene però molte opere d'arte delle chiese precedenti, inserito in un contesto urbanistico che però è interessante, perché appunto era la chiesa di Carpenedo. Carpenedo non era Mestre ed è stata unita a Mestre con lo sviluppo della città appunto dopo l'apertura di Viale Garibaldi, che è, ricordatemi anche voi, verso gli anni 80 del 1800, quindi esatto, già la città cresceva, anche Carpenedo cresceva naturalmente, ma poi con l'apertura di Viale Garibaldi c'è questa unione nella città e l'espansione successiva ha un po' fuso tutto quanto. Quindi dal punto di vista urbanistico, ecco anche perché la chiesa ha avuto necessità di essere ricostruita, perché semplicemente c'era bisogno di una chiesa più grande. Ecco, io passerei quindi la parola per sentire questa interessante storia intanto a Stefano. Sì, hai parlato di strade ed effettivamente la strada è fondamentale, insomma, come d'altra parte in tutte le chiese che abbiamo affrontato nel corso di queste puntate. La strada ha una funzione, insomma, una funzione importante, perché chiaramente nello sviluppo del centro urbano e di conseguenza anche nello sviluppo della chiesa, che ne è espressione della comunità. In questo caso Viale Garibaldi è solo la terza in ordine di apparizione. In realtà Carpenedo, tra l'altro, dal punto di vista amministrativo era una villa molto ampia, quasi più ampia. Da parte Mestre si espandeva verso i Bottenighi, mentre anche Carpenedo amplissima, perché praticamente la villa di Carpenedo cominciava a ridosso delle mura
dell'antico castello, quindi insomma praticamente da Campo Castello praticamente fino a San Giuliano, appunto quella che è l'attuale Favorita, insomma ai confini con Mogliano, insomma, veramente qui un territorio molto ampio, insomma le due strade che univano questo territorio erano appunto quella che noi conosciamo adesso come Santa Maria di Battuti, in realtà si chiamava via del Cimitero o via dell'Ospedale, insomma a seconda dei periodi, e quella che noi via Carossa, che però cominciava appunto con via Orlando, prima appunto che venisse costruita via Colombo, insomma attuale, quella che appunto negli anni 20 nasce come una delle tangenziali, la tangenziale appunto al centro di Mestre. est di Mestre, insomma, quindi aveva due strade, insomma, aveva e anche appunto questa, il trezzo di Carpenedo era quella che univa appunto il terraglio, anche qua appunto stiamo parlando degli inizi del 1100 grosso modo, insomma, quindi una realtà molto legata, quella di Carpenedo, legata forse di più senz'altro di Mestre a Treviso, appunto. E anche qua e poi appunto è una realtà longobarda, perché se noi pensiamo per esempio alla dedica di San Gervasio e Protagio, sono due santi lombardi, perché appunto le vicende dei due santi sono legate appunto alla come si chiama, alla riscoperta, perché in realtà appunto come molte volte accade, le vite dei santi sono avvolti nel mito, insomma, sono costituite da memorie che si perdono nei tempi e quindi sono mitiche. Appunto invece la realtà di San Gervasio e Protagio, cioè i due protettori, invece nasce praticamente nel 386 d.C., quando le spoglie vennero trovate da Sant'Ambrogio, insomma. Quindi, e a loro è legata appunto anche la connessa quella, diciamo la consacrazione dei due genitori, appunto, che sono San Vittore e Santa Valeria, San Vittore e Santa Valeria, insomma sono i due ravennati, poi trasferiti a Milano, e quindi poi le spoglie poi dei due santi si trovano appunto a Sant'Ambrogio, insomma, la basilica di Sant'Ambrogio, insomma, quindi anche là, da lì comincia poi la fortuna dei due santi, insomma, e quindi Lombardi, e quindi anche l'area, diciamo, di Carpenedo molto influenzata anche dalla presenza longobarda, insomma, quindi si parla di una rimanna, si parla di realtà territoriali di governo longobardo, insomma, poi appunto trasformate, e quindi questa strada, questo trezzo di Carpenedo è semplicemente una congiunzione tra il terraglio e l'antica Agna, insomma, verso sì, proprio, sì, poi anche la via San Donà ha avuto chiaramente la via Triestina ha avuto modifiche ottocentesche, l'ha resa più, però insomma il trezzo, il troso, quello è la strada dalla quale anche questa chiesa prende alimento, insomma. Una chiesa che come la comunità è una comunità rurale fondamentalmente, e quindi di conseguenza anche la chiesa nasce come una chiesa povera, insomma, una chiesa in cui molte parti sono anche in legno, per esempio come il campanile, quindi da qui anche Carpenedo, naturalmente ormai è risaputo, insomma, il nome della località è dalla presenza di questi carpi, di questi boschi planiziali che caratterizzano in parte il territorio della villa, della località, e quindi di conseguenza anche la consistenza della stessa chiesa, insomma, che risente per esempio di incendi più o meno fortuiti o appunto dettati da fulmini o da altra cosa, quindi qui anche i rifacimenti. Le prime notizie di questa chiesa documentate sono appunto la stessa bolla di Eugenio III del 1152, che è appunto la stessa bolla di cui si parla per Mestre, insomma, no? Cioè quando parla diciamo della diocesi trevigiana, appunto di quello parliamo, il Papa Eugenio III parla anche naturalmente di quello
della chiesa di San Gervasio, delle pertinenze, insomma, che sono la chiesa di San Giorgio e dei Santi Maria e San Giorgio di Caverniago, e della chiesa di San Giuliano in Bosco, perché appunto San Giuliano, appunto l'attuale zona della Favorita, grosso modo, insomma, quelle sono poi, anche se poi la chiesa stessa avrà ambizioni di ampliare il proprio, diciamo, governo ecclesiastico anche alle parrocchie che erano contermini, insomma, Favaro, Campalto Guarda, ti interrompo solo un attimo per dire una cosa. A me è capitato, ho avuto modo di visionare, forse l'avevo già detto anche in un'altra puntata, un carteggio settecentesco che conteneva copia degli atti di una causa che si è trascinata per più di 2 secoli fra il parroco di Carpenedo e quello di San Martino in Strada di Campalto. Perché? Perché effettivamente, nonostante la zona fosse rurale, questa dava un gettito, e quindi la capacità amministrativa di raccogliere questo gettito era incentrata soprattutto sulle parrocchie. Ecco, quindi la giurisdizione in questi 2 posti che apparentemente possono sembrare slegati, invece forse proprio per la strada, per quella che è via San Donato, che quindi le collegava con i vecchi tracciati, faceva sì che in qualche modo la giurisdizione e questa competizione amministrativa, che però era più economica che altro. Anche perché Carpenedo è pieve. E quindi ha delle ambizioni di governo ecclesiastico, insomma, che sulle realtà ecclesiastiche vicine, insomma, no? Quindi poi questo conflitto, che poi insomma è un conflitto che noi diremo tra poveri oggi, insomma, perché le risorse, insomma, erano quelle che stiamo parlando di territori abbastanza poveri, insomma. Poveri però ricchi di umanità, perché per esempio, no, Sergio mi suggeriva anche questa cosa, no, del 1326, di questo livello che viene praticamente acceso dal vescovo di Treviso di allora con la comunità di Carpenedo relativamente ad una vasta proprietà costituita da boschi e da prati, appunto, da qui anche la fuori la società dei 300 campi, da cui nasce poi nell'800 la società dei 300 campi, ma che aveva alle spalle tutta una realtà di gestione, diciamo, comunitaria, in cui diciamo, il parroco o il pievano aveva un ruolo naturalmente fondamentale, insomma, che poi... Scusami, ti interrompo ancora un attimo, a mano che mi vengono in mente queste cose. Allora, effettivamente la società dei 300 campi è stata costruita nel 1868, perché ho visto lo statuto, ma un po' studiando, insomma, però io mi sono accorto che esisteva ancora prima, esisteva i tempi senz'altro prima. No, altro che molto prima. Le comunità dal 1826 è un livello 29ennale praticamente. Era un lascito praticamente, no? Che era in funzione di aiutare i poveri, diciamo così in termini molto banali, per cui avevano dei diritti, per esempio anche sulla legna del bosco, no? Anche quello che si chiamava la posta pecore. Sì, per cui era un sistema pensato per venire incontro alla gente del paese che era più povera. Teniamo conto poi che la legna, no, diciamo, è l'energia, è il petrolio di allora, sostanzialmente. Io ho trovato, non so se l'ho mai detto, ma è una cosa che ogni tanto ricordo perché è una cosa bellissima a questo proposito, che è quella che oggi noi chiamiamo Piazzetta Mater, ha passato tanti nomi, ma uno degli ultimi nomi alla fine del Settecento era Piazza della Legna. Allora questo mi ha incuriosito moltissimo e sono riuscito a trovare il perché era legato a questa storia qua, cioè la legna per i poveri veniva trasportata, e quello era il punto d'arrivo, magari arrivavano dalla via Santa Maria dei Baccuti, il bosco era detto, no. Veniva portata lì e veniva distribuita ai poveri gratuitamente prima della stagione invernale. È una cosa bellissima se ci pensi. Dopo sta cosa con Napoleone è caduta, è Bondi, e dopo hanno cambiato anche il nome, oltre che, e i poveri sono rimasti più poveri, insomma. Perché per esempio a proposito della legna è effettivamente il bosco, il bosco molte delle strade
sono legate proprio alle prese del bosco, dei due boschi, insomma. Sì. Nascono in funzione delle prese, insomma, la stessa via del Tinto, no? La via del Prato Rosso, la via Vallon lo stesso, no? Sono legate alla struttura del territorio e quindi anche appunto alla presenza di questi due, uno al bosco del Palù e uno al bosco del Valdemare, che sono questi due residui dell'antica foresta planiziale originaria, insomma, ecco, e la Chiesa di conseguenza appunto risente di queste trasformazioni, no, che avvengono anche nella società dopo appunto le difficoltà dei primi anni, perché insomma anche loro risentono chiaramente, no, delle invasioni del Cinquecento, no, delle invasioni, no, degli anzicanetti, degli imperiali, quindi attivo il tempo, varie consacrazioni, 1630, insomma ci sono, però appunto alla fine del Seicento c'è questo movimento che deriva appunto dalla presenza sempre più, diciamo, forte di famiglie che individuano in Carpenedo un luogo di presenza prima temporanea e poi stanziale, insomma, quindi famiglie veneziane, famiglie abbienti che appunto sentono alla fine, no, già dalla fine del Settecento comincia a essere trasformata la Chiesa, insomma, perché poi è vero che dopo, quando in questo percorso nasce la società di 300 campi, alla fine di questo percorso il diritto a essere membri della società è di quelli che hanno una residenza da un tot di anni, certo, sì, è proprio legata, anche questo è un ricorso storico, no? Sì. Legato proprio al fatto della permanenza in quell'area. E qui anche nasce appunto per la costruzione di ville dal 600, 700, poi anche 800. Su quell'asse che è il Trezzo, no? Sì, il Trezzo e anche la parte del Terraglio e quindi anche la presenza di chiese che fanno, di cappelle che possono fare anche concorrenza alla nostra, cappelle, oratori che sono legati alla presenza di famiglie benestanti e che in qualche modo, soprattutto nell'area diciamo esterna, parliamo appunto di San Giuliano, di aree più periferiche del territorio di Carpenedo, fanno concorrenza alla Chiesa Madre matrice, insomma. Quindi ci sono anche la presenza di questi che ancora oggi esiste, seppur in maniera minimale, di oratori, insomma, ne viene in mente solo due, insomma, adesso tra Trezzo, appunto quella e tra il Terraglio, che è appunto quella di Villa Marini Missana, insomma, famiglia Missana, perché per esempio della villa che adesso è l'asilo delle suore non mi viene in mente che ci sia una struttura di oratorio, insomma, no? E anche qua, come appunto abbiamo parlato a San Lorenzo dell'archivio, anche qua l'archivio parrocchiale è uno scrigno, no? La famosa villa Gradenigo, la storia della famiglia Polignacca, no? Di questo matrimonio, no? Di questa famiglia antinapoleonica che è fuggita, una storia, insomma, no? Si trovano tracce nell'archivio, questa famiglia Polignacca che è ostile alla rivoluzione francese, che viene a sposarsi proprio a Carpenedo, e appunto ci sono i famosi quadri del Guardi che immortalano questa villa, saloni splendidi di questa villa Gradenigo, che è l'attuale praticamente dove è la caserma Amante. La caserma Amante, insomma, no? C'è e questi Polignacca, no? Che sono antinapoleonici, e poi l'invasione invece della presenza francese che determina anche la distruzione della villa, probabilmente. Alcune delle pietre di quella villa sono finite a terminare la chiesa di San Lorenzo. Certo, tutto un circolo. Ho trovato il documento nell'archivio. E anche loro avevano finito i soldi, la villa era distrutta, e loro hanno fatto un piccolo contratto con un artiere, con un mastro, per il quale l'hanno autorizzato ad andare a prendere le pietre e finire la chiesa di San Lorenzo, che si era fermata perché non avevano più soldi, come capita spesso su queste cose. Non so se voi, questa è la chiesa, la chiesetta, diciamo, di Carpenedo prima della ricostruzione.
questa mappa del 1692, e tra l'altro è caratteristica perché si vede appunto sul lato destro vista da fronte, c'è scritto campanile in ricostruzione, che si sta per ricostruire proprio perché nel 1691, essendo in legno, infatti l'attuale campanile è del 600, insomma tra 600 e 700, insomma, perché viene ricostruito appunto in quel periodo, come viene ricostruita la chiesa. E la chiesa venne ricostruita praticamente, se volete un po' anche uno specchio come quella di Mestre quasi, no? Cioè anche Mestre si è fatta la sua chiesa più grande alla fine del 700 inizio dell'800, e Carpenedo se la fa alla metà dell'800 e la fa grazie all'opera di un architetto, Giovanni Battista Meduna, che era un personaggio in quel momento a Venezia, uno che lo trovi dentro, io nell'archivio storico del comune di Venezia ho trovato una caterva di progetti suoi, fa anche addirittura dei palazzi a Venezia. No? Meduna è quello del ponte. No, è un altro, è Tommaso. È il fratello, l'ha fatto insieme. Sì, fratello, sì. Per cui erano veramente personaggi sulla cresta dell'onda. E lui immagina sta chiesa neogotica, è un bel esempio di neogotico, possiamo dire, un bel esempio. La facciata bellissima che richiama, se volete, alla lontana le chiese medievali neogotiche dei francescani e dei domenicani, invece l'interno ha un'unica navata. Ma anche quello è soprattutto bello. Abbiamo fatto, mi ricordo, una mostra titolata Venezia 800 nel 1982-83, dove il professor Romanelli ha proprio messo in mostra anche i disegni di Meduna che sono conservati al Museo Correrno della chiesa, e dopo lui ha disegnato anche tutti gli arredi, pensate. Infatti io quando ero bambino facevo il chierichetto lì dentro e mi domandavo ma come mai hanno fatto sta sedia dove il prete si senta che è tutta fatta con e dopo ho capito, capisci? Addirittura la sedia, i confessionali, non so, tutto il coro, era tutto funzionale, l'altare, no? Il grande altare sullo sfondo. Per cui è proprio, come dire, una sinfonia del neogotico, no? Sono cominciata nel 1853 e finita nel 57, l'hanno consacrata nel 58, come quella di Mestre, però dopo è andata avanti. Perché non era finita ancora, nonostante fosse consacrata. Meduna non ne vedeva la fine, perché muore nell'80. Io ho dei ricordi bellissimi, te lo ripeto, perché subito dopo la seconda guerra mondiale ero giovanissimo, e facevo il chierichetto, per cui sono andato dentro un po' su tutte queste cose, e sopra c'era un organo bellissimo sulla facciata, e da lì c'era una scalettina che andava dentro e si andava sul controsoffitto, perché il soffitto, quel bellissimo soffitto con le stelle, che anche quella è una cosa, no? Come dire, anche in quell'epoca si usava molto, praticamente non è il soffitto, cioè tra quello e il soffitto è chiaro, no? Per cui si poteva andare anche dentro, a camminare sopra, no? Una cosa molto curiosa che mi ha incuriosito sulla storia di questa ultima chiesa è il fatto che durante la costruzione della chiesa hanno conservato quella vecchia, cioè hanno costruito la nuova intorno alla vecchia, che è stata conservata fin tanto che l'edificio non è venuto su demolita in seguito. Quindi insomma c'è stata proprio una continuità dal punto di vista funzionale, non solo architettonico. Perché appunto c'era la concorrenza degli altri. Probabilmente era per quello. E per dire quanto era vero quello che diceva Stefano prima, no? Della posizione sulla strada e della grandezza della parrocchia di Carpenedo. Un altro dei miei ricordi era questo. Uno di questi giorni, mi pare domenica scorsa, era la festa dell'Ascensione, ma una volta la festa dell'Ascensione era un giovedì, e il lunedì, martedì, mercoledì precedenti si facevano le erogazioni. Cos'erano queste erogazioni? Siccome il paese di Carpenedo era praticamente un gran paese abitato da tantissimi contadini che avevano i loro campi, il prete andava in giro, no? Aveva dei punti di riferimento precisi, faceva tutto il territorio e benediva delle croci molto rustiche fatte con i stropei, diciamo noi altri, no? Con i stroppi, delle crocette, il prete le benediva e i contadini li mettevano sul campo contro i fulmini per salvare dai fulmini. Dopo non so come si andava, ma comunque. E questa cosa qua, pensate, avveniva in 3 giorni si partiva al mattino,
col parroco, quel chierichetto che ero io assieme a un altro con la croce, e dietro c'era il sacrestano con un carrettino, perché andavamo in giro per tutte queste case, no, dopo la benedizione davano galline, uova, no, si tornava a casa col carrettino pieno. Questa che è una cosa che ha una tradizione evidentemente secolare anche questa, no? E che indica proprio come erano le famiglie contadine, no? Del paese, che erano molto religiose, molto attaccate alla Chiesa e concorrevano anche in questa. E questi 3 giorni, per dire quanto era grande la parrocchia, si andava in 3 zone diverse, no? Una era la zona, per capirsi, di Bissuola Cavegnago, un'altra la zona centrale di via Vallon verso Marocco eccetera, e l'altra la zona più verso il Terraglio, no? Che si arrivava fino praticamente agli spalti, perché come diceva Stefano prima, gli spalti erano la fine della parrocchia di San Lorenzo, per cui dagli spalti in giù, cioè verso Carpenedo, era il terreno di Carpenedo. Certo. Infatti molti degli abitanti là, diciamo, dalla parte della salute, si sono sposati, non a San Lorenzo, ma andavano a Carpenedo, riferimento. Anche la zona di 4 cantoni praticamente era Carpenedo, no? Perché si era dalla parte di qua, insomma, no? Cioè il confine era il castello e dopo evidentemente il Marzelico, no? che passa dove c'è l'Hotel Siri oggi, no? Appunto, no? Per cui... Sentite, io purtroppo devo mettervi fretta perché poi dobbiamo... Diciamo ultimissima cosa, che la Chiesa ha preso, dopo questa Chiesa bellissima neogotica, ha preso la sua importanza quando nel 1883, tra l'82 e l'83, è stato aperto Viale Garibaldi, no? Che è stato, come dicevi tu, l'idea di Napoleone Ticozzi, il quale è andato a Parigi e aveva visto come si stavano costruendo i grandi viali di Parigi, e ha detto: facciamo anche noi un bel viale che unisca la frazione più grande di Mestre, che è Carpenedo, al centro, in modo che, no, facciamo in modo che la città abbia un unico, come possiamo dire, degli unici percorsi verso il centro, con un grande viale, no, alberato, che è anche un bel luogo per passeggiare, per divertirsi. Poi pensavano di fare un piccolo ippodromo, non l'hanno fatto, e lì vicino dopo invece qualche anno dopo hanno fatto lo stadio Baracca nel 25. Passiamo a Via Piave. No, io volevo concludere molto rapidamente per far capire, per chi non la conosce, le opere d'arte, seppur minori, che però sono conservate gran parte, per esempio la cura anche qui la cura degli altari è legata alla presenza di scuole di devozione, alcune della metà del 300, insomma, quindi anche qui che facevano parte delle chiese precedenti, ricordiamo. Sì, certo, diciamo che c'è un ciclo che è del vecchio, è legato appunto alle leggende del San Gervasio Protateo. È un pittore del 600, vecchio, sì. Sono ai lati del coro, su 2 grandi tele ai lati del coro. In realtà anche diciamo, l'impianto decorativo risente molto delle mode, insomma, no? Perché anche lì c'erano altari dedicati inizialmente a San Girolamo, a santi che sono anche in parte mestrini, insomma, no? Anche se non abbiamo detto, appunto, ma credo che sia abbastanza risaputo, che Carpenedo ha nutrito per molti decenni una spinta autonomistica nei confronti hanno tentato all'inizio del Novecento anche di ricostituire il comune, dico ricostituire perché Carpenedo è stato il comune francese, dal 1806 al 1810. Nel 1810 invece hanno abolito parecchi comuni piccoli, li hanno aggregati, e Carpenedo è stata aggregata a Mestre. Però ogni tanto nasceva fuori questa storia. No, anche perché appunto c'è una forte presenza di benestanti. E quindi dal punto di vista economico avevano un suo peso. Il motivo per cui avevano tentato proprio nel 1903-05, adesso vado a mente, non ricordo benissimo, comunque all'inizio del Novecento proprio di fare, no, di domandare la ricostituzione del comune, era che loro dicevano: noi, questo gruppo di gente benestante, paghiamo delle belle tasse al comune di Mestre che poi non ricadono per niente su Carpenedo. Un discorso anche molto attuale, sono cose analoghe. Sì. Ecco, poi abbiamo anche altri quadri, abbiamo la Certi di affreschi, abbiamo poi
anche qua un Cristo del 300. Sì, certo. È quello che c'è in copertina. Questo quello. Ecco, mostra il Cristo, è quello là, sì, che c'è in copertina. Che adesso è messo in alto, non lo vedi bene. Sì. Quindi insomma, nonostante sia una chiesa che ha meno di 150 anni, insomma, se uno ci entra, insomma, si è trascinata dietro, però. Si è trascinata dietro la storia precedente, opere che erano le chiese precedenti, insomma, cose da vedere ce ne sono. Senz'altro. Ecco qua, questi sono appunto. Ecco, quello che dicevo prima, sì, mostrali. I confessionali, le cose, il gotico che impera dappertutto. C'era anche un capitello gotico che io ricordo benissimo, che ci passava davanti tutti i giorni, e che era dove cominciava via Vallon, dove oggi c'è la casa con il nobilificio Carraro. C'è in una fotografia, lo si vede benissimo, non so se ci sia la fotografia, abbastanza. E dopo, quando negli anni 50, quando hanno fatto la casa del nobilificio Carraro, hanno buttato giù sto capitello neogotico, e l'immagine della Madonna l'hanno incassata dentro alla parete della casa. Un condominio degli anni 50 che però conserva, evidentemente c'era una grande spinta evidentemente dalla popolazione come richiesta. Proprio nell'angolo c'è ancora il capitello. Sì, è dentro la parete della casa, proprio all'inizio di via Vallon sulla destra. Quindi insomma si è mantenuto il ricordo, insomma, di una funzione questo capitello, questa edicola che non si sa bene come sia arrivata qui, ma che è murata praticamente nel muro vicino, in una delle pareti laterali della chiesa, insomma. Lo mostriamo un attimo. Molto bello. Madonna con bambino. Sì, insomma è uno scrigno, non dico piccolo, anzi diciamo come dimensioni tutt'altro che piccolo, certo. Effettivamente è uno scrigno di devozione e di arte. Sì. Allora, passiamo brutalmente così, ma comunque insomma se qualcuno vuole approfondire, come vedete c'è anche questo libro presente, c'è anche questo libro. E naturalmente c'è la chiesa con le opere d'arte contenute all'interno. Ecco, tutt'altra cosa invece è la chiesa di via Piave, perché in tutto quel quartiere che si estende tra la stazione praticamente e il quadrivio, dove inizia via Milanese e finisce via Circonvallazione, e di qua inizia via Carducci, ecco, tutto quel territorio là fino al Piraghetto, per capirsene, è stato per decenni, per centinaia di anni, campi coltivati, per cui ci sarà stata qualche casa di contadini, qualcosa ci sarà stato, ma sostanzialmente non c'era niente. Ecco, la strada che dalla stazione portava a Mestre, questo è giusto dirlo e anche provate a immaginare, praticamente era il tratto iniziale di via Piave fino a dove c'è il bar Piave, se avete presente. Poi se voi venite appunto dalla stazione, il bar Piave, inizia via Felisati con una curva, e dopo via Felisati continua tranquillamente fino a innestarsi su via Carducci. Quella era la strada che, da quando hanno fatto la ferrovia alla metà dell'Ottocento, collegava la ferrovia con Mestre Centro. Quando hanno fatto via Piave dopo la guerra, hanno praticamente innestato un tratto dal punto della curva. La prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, da dove c'è la curva, dove c'è il bar Piave, sono andati dritti fino a incrociare la via Circonvallazione, che era stata costruita qualche anno prima, e lì è nato il quadrivio. Nel fare quel pezzo di strada di via Piave, in mezzo c'era la lavanderia meccanica e la caserma, praticamente. Difatti lì praticamente alcune pertinenze, diciamo, di questo insediamento militare sono stati tagliati in due, cioè la lavanderia è rimasta di qua, e di qua ci sono ancora delle case che probabilmente erano per gli ufficiali, per personale dentro la caserma. Ecco, perché anche là era tutto vuoto, Chi ha fatto questa operazione? Questa operazione l'ha fatta il cavalier Domenico Toniolo, che se un domani faremo come abbiamo cominciato a pensare, qualche incontro sullo sviluppo urbanistico di Mestre, il primo grande sviluppo urbanistico si deve a questa persona, che era anche lui praticamente un capomastro, cioè aveva una sua azienda in cui costruiva.
e il primo grande suo sviluppo è legato alla zona attorno al Teatro Toniolo con la galleria eccetera, e le case che ci sono subito dietro su via Nazario Sauro e via Filzi, quelle casette là, no? E contemporaneamente anche hanno cominciato a crescere, stiamo parlando praticamente del decennio precedente la prima guerra mondiale, tra il 1900 e il 1914, contemporaneamente crescevano anche delle casette e delle villette lungo quella che oggi si chiama via Felisati, che allora invece si chiamava via Bachmann. Perché sulla curva che dicevamo prima, dove iniziava dopo il nuovo corso di via Piave, abitava questo Bachmann, che era un grande plenipotenziario austriaco, funzionario insomma, e per cui la via aveva preso il nome da lui, insomma. Dopo la guerra decidono, evidentemente no, si sente subito il bisogno di costruire nuove case, no? E Toniolo adocchia questo gran territorio vuoto che c'era tra la stazione e praticamente il centro di Mestre, no? Anche perché nel frattempo non sono nate le case operaie, dei ferrovieri, che erano però dalla parte di qua, no? Di qua era ancora tutto vuoto. Lui, come anche oggi si fanno in tanti, pian pianino è riuscito a comprare tutti i territori, e dopo, con la benevolenza, diciamo così, del comune, dentro il quale aveva evidentemente molti agganci, grazie al suo geometra di fiducia che era il Baso Bruto, che tu conosci molto bene perché hai recuperato l'archivio, ringraziando Dio il suo archivio. L'abbiamo perché abbiamo scelto insieme le carte. Ecco, allora ha cominciato a costruire. Allora facciamo una piccola considerazione per parlare della chiesa. Se qualcuno di voi va a visitare, giri un po' a visitare quel quartiere che poi ha tutti i nomi della prima guerra mondiale, perché appunto è stato fatto subito dopo la guerra, per cui via Piave è la strada principale e dopo c'è via Montello, via Piazzale Bainsizza, via Montenero, via Montepiana, via Col di Lana, tutte località. Però provate a pensare un po', questo grande territorio vuoto, lui l'ha semplicemente... È successa la stessa cosa a Sant'Elena poi. Sono gli stessi anni, erano gli anni della rimembranza, ancora molto vivo l'emozione per i familiari perduti, e quindi insomma... L'ha fatto semplicemente una divisione a fette del territorio, a piccoli lotti, diciamo meglio, e lì sono state costruite tutta una serie, alcune ci sono ancora, alcune serie di casette. Ecco, contemporaneamente, per dire quanto l'urbanistica conti e quanto un'idea conti se tu devi trasformare un territorio, vero? E addirittura costruirlo ex novo, contemporaneamente negli stessi anni, di là della ferrovia, l'ingegner Pietro Emilio Emmer aveva disegnato, si stava costruendo il quartiere urbano di Marghera chiamato Città Giardino, perché grandi strade alberate, tutte che confluivano in un unico grande stradone, possiamo chiamarlo, che però non era uno stradone, era giardino, un grande giardino con due strade, è un grande giardino centrale, e tutte le strade che confluivano là, le case dovevano essere al massimo alte di 3 piani, un pianterreno e 2 al massimo, e in relazione al volume della casa ci doveva essere uno spazio in relazione al volume di orto o giardino. La muretta doveva essere una muretta bassa 80 cm e non il muro, perché si doveva vedere il bello dei fiori, delle piante, delle case che avevano un loro segno, perché alcune delle case dei quartieri urbani di Marghera, scusate, proprio fatte nello stesso periodo in cui anche a Venezia e al Lido soprattutto facevano le villette Liberty. Nell'archivio di Baso molti progetti proprio degli anni 20, sia di Mestre che di Marghera, ci sono case bellissime, che non esistono più, alcune sì, ma insomma. Allora, abbiamo questi due esempi, di qua uno sviluppo molto, molto compresso, molto pieno, e di là invece uno sviluppo che tiene conto anche degli spazi. Diciamo che la paternità di progetti ha fatto la differenza, perché uno era urbanista, e l'altro era un costruttore. Però diciamo che in tutte e due c'era un'idea urbanistica, anche in quella di Toniolo c'era comunque un'idea di sviluppo. Che dopo nel 24, forse magari gli rimordeva un po' la coscienza, chi lo sa, non lo so, ha deciso di donare non solo il territorio ma anche la costruzione della chiesa. E guarda caso ha costruito la chiesa alla metà di via Piave,
e dando anche un senso, un'apparenza di un centro, perché se anche adesso voi vedete dov'è la chiesa, le case che sono a destra e a sinistra della chiesa, allineate su via Piave, hanno una loro, come dire, anche logica. Poi viene percepita poco perché l'organizzazione e viabilità l'ha fatto un po' perdere, ma in realtà davanti alla chiesa c'è un viale che continua. Sì. Adesso non ci si passa perché appunto è pedonale, ma l'idea era quella proprio di un centro. Di dare l'idea del centro, con queste case oblunghe, e col portico sotto, con le finestrelle, con le sue decorazioni. E la chiesa, pensate, non so se abbia fatto lui il progetto, secondo te forse o Baso Brutto lo potrebbe averlo fatto, non mi ricordo. Fatto sta però che è una chiesa che copia letteralmente, diciamo così, un prototipo veneziano del 600-700, con delle paraste, con delle colonne, eccetera. Questa chiesetta è proprio in mezzo a questa piazzetta con le due ali nel 44. E qua c'è una cosa che non so neanch'io, ve lo dico sinceramente, come risolvere, perché sicuramente la chiesa non è stata bombardata nel famoso bombardamento del 28 marzo, perché di quello ho trovato in archivio il rapporto autentico dei vigili, accennano tutte le cose distrutte, non accennano la chiesa. Se non accennano vuol dire che non è stata distrutta, se non l'avrebbero scritto, no? Ecco, se voi andate dentro alla chiesa attuale trovate una lapide che dice che la chiesa precedente è stata distrutta in bombardamento il 22 aprile del 44, c'è stato un bombardamento in quella data, però io non ho nessuno. E mentre secondo me la data più giusta, anche perché me l'ha ricordata, pensate, quest'anno, ogni anno l'associazione dei figli o dei reduci di guerra, degli orfani, se non so bene, mi domando scusa il titolo di questa associazione, ma è un'associazione che ricorda appunto quanti sono morti durante le guerre. Ogni anno fanno una messa il 28 marzo, quest'anno sono andato anch'io e ho letto proprio il verbale, in che prima ho detto un po' di parole, poi ho letto il verbale del 28 marzo. E poi dopo sono andato a salutare alcune persone, c'era un uomo assai anziano, mi ha detto che aveva 93 anni, che lui dice che appunto aveva 6-7 anni, non so quanto, quando è venuto il bombardamento, no? Che è morta sua mamma, che di fatto è sepolta lì dentro la chiesa assieme alla figlia, sì. E lui mi ha detto col detto così: e si ricordi che la chiesa è stata distrutta nel bombardamento del 7 aprile, non come è scritto là. Cioè, quelli che ha scritto la lapide hanno sbagliato. Vabbè. Beh, insomma, bisogna dire che erano momenti difficili, molto difficili. Sì. Comunque 7 aprile da altri resoconti che ho trovato è il famoso bombardamento in cui, bombardando Marghera anche, hanno fatto cadere, ma è più che cadere, scusate, fatto morire per spostamento d'aria tutta la gente che era dentro al rifugio in Piazzale Rossarol. Piazzale Rossarol a Marghera c'era un rifugio, la bomba è caduta davanti al rifugio, hanno usato uno scoppio d'aria, la gente era tutta seduta sulle panchine, si ricordano ancora, tutti così, perché fra questi c'era anche uno dei fratelli di Felisati, Ferdinando. Ecco, per quello anche è stata la strada attraverso la quale ho riconosciuto tutti, e sono morti 20-25 persone che credevano di star bene nel rifugio, in realtà niente. Ricordiamo in quel bombardamento di marzo, io ho letto due numeri, non so quale sia esatto, 164 oppure 173. 164 è il numero riportato dai verbali dei vigili, che però dicono che ci sono ancora delle cose incerte, perché di alcune persone hanno trovato solo, non so, un braccio, una gamba, cioè è probabile che siano un po' di più. In ogni caso, insomma, sono morti sotto quel bombardamento quasi 170 persone o poco più di 170 persone, quindi non è che Mestre sia stata risparmiata dalla guerra, nonostante non fosse quello il fronte. Insomma, anche mia mamma, che all'epoca era piccola, sotto quei bombardamenti, per fortuna era in un'altra zona di Mestre, ma è stata anche lei testimone, anzi
è stata proprio dentro quel bombardamento, sì, e ha potuto vedere la gente che andava verso le campagne, tra virgolette, perché insomma nascondersi dietro in lunghi fossi, andare nelle campagne voleva semplicemente dire abbandonare l'abitato, perché poi adesso quelle stesse campagne sono le zone costruite di Mestre, ma insomma tanto bastava per salvarsi. Comunque, tornando alla chiesa, ci sono 2 o 3 foto conservate nell'archivio di urbanistica, no? In cui si vede proprio il grumo delle macerie, questa piccola montagnola, dove che, i fascisti di allora hanno messo i cartelli con scritto ecco il risultato dei liberatori. Oppure questi sono i liberatori, che era una propaganda. Adesso che c'è la guerra ancora oggi parliamo tanto di propaganda, c'era anche allora la chiesa completamente distrutta, gli edifici che sono a fianco sono attaccati, perché erano bombe che distruggevano dove cadevano, tranne forse l'ultima parte del pergolato che era sulla sinistra della chiesa, ma sostanzialmente gli edifici sono rimasti, quelli che vediamo sono quelli, insomma. Dopo la guerra, e qua mi soccorre proprio l'archivio a cui Stefano accennava prima, perché nell'archivio del Duomo ci sono dei rapporti, delle lettere eccetera. Monsignor Vidal, Arturo Vidal, che era il parroco di Mestre anche durante gli ultimi anni della guerra, molto attivo, perché lui anche dopo i momenti della liberazione che si mette a fare un po' da coordinatore, diciamo, tra la parte dei vari elementi che confluirono il CLN, e per trovare anche l'accordo con i tedeschi, perché andassero via senza far saltare niente e andassero via così in buona pace, diciamo, per capirsi. Ecco, questo Monsignor Vidal molto bravo, molto attivo. A lui si deve anche la costruzione della chiesa, per esempio, di Altobello, dove è stata messa l'immagine della Madonna Pellegrina, che qualche anno dopo ha girato tutta Italia, anche in funzione un po' elettorale per la Democrazia Cristiana, ma questo è un altro discorso, lo faremo casomai qualche altra volta. Ci sono nell'archivio tutta una serie di documenti, e comprese tante fotografie, perché in quel periodo là, mi pare nel 47, che qua vado a mente, il vicario episcopale Monsignor Makacek, perché nel frattempo, perché nel frattempo il cardinale Piazza, che era stato molto tenero con i fascisti durante la guerra, è stato spostato a Roma e si era in attesa del nuovo patriarca, che sarebbe stato Carlo Agostini. Piazza è stato quello che ha inaugurato la chiesa dei Cappuccini nel 40, il ritorno. Comunque tutti, anche i Felisati, mi dicevano, magari i Felisati avevano un po' il dente arrabbiato per quello che gli è capitato, però loro dicevano appunto che era uno che andava abbastanza d'accordo con i fascisti. Sarà anche per quello che è andato a Roma. Nel periodo in cui appunto c'era il vicario, le foto immortalano questo Monsignor Makacek, che me lo ricordo anch'io, era un omaccione grande e grosso, che in Piviale, che benedisce proprio la prima pietra, mentre c'è già un pezzetto di muro alle spalle così della nuova chiesa, che è quella che adesso potete vedere voi. E quella chiesa viene consacrata proprio da Carlo Agostini, che è il patriarca che viene dopo Piazza nel 52. Nel 52, E qualche anno dopo, perché sai giusto dire quest'ultima cosa, forse l'ho già detta anche la volta scorsa, ma merita di essere ripetuto, perché a un certo punto le persone che avevano perso i parenti in questo famoso bombardamento, o anche diciamo unitariamente un po' nei bombardamenti, gente che abitava lì in via Piave, hanno deciso di prendere i resti di queste persone dal cimitero e portarli dentro in una cappella all'uopo edificata dentro alla chiesa di via Piave. Se voi andate dentro la chiesa di via Piave, sulla destra, non so quanti siano, perché non li ho contati, ma a naso saranno un centinaio, forse anche di più. Ecco, sappiate che con nome e cognome, con data di nascita e i saccelli dei caduti di quei bombardamenti. Qualcuno se vuole andarla a vedere, è una cosa che merita, perché è un pezzo di storia che ti viene sulla faccia. A proposito di storia, volevo ricordare anche la presenza proprio lì a 2 passi dalla chiesa, anche per il senso anche della comunità, per il valore anche sociale, che è l'asilo Vittoria, insomma. L'asilo Vittoria che appunto era riferimento anche educativo della comunità che stava nascendo. Praticamente è il primo asilo che viene fatto, dove adesso ci sono le suore canossiane, per capirsi. Le canossiane, senz'altro nasce
nasce appunto... Lo stesso periodo in cui stanno facendo via Piave, del 20, no? Sì, nel 19, perché sì. poi nel dopoguerra nasce appunto nel primo dopoguerra in funzione proprio di assistenza ai profughi che stavano tornando nelle terre quelli che erano scappati dopo Caporetto. E quindi appunto la Fondazione Vittoria, quindi c'è anche Giorgio Francesconi, c'è altri vari personaggi, insomma c'è la Croce Rossa Americana che finanzia la cosa, e appunto c'è anche la cappelletta che fa appunto prima della costruzione del coso, c'è questa cappella che è all'interno dell'asilo che adesso viene presa dentro, viene presa dalla dentro, costruzione dell'istituto, ma all'epoca invece era esterna, insomma, e c'è questo bel progetto, ci sono questi bei disegni anche, insomma, di questa fondazione che ancora oggi continua a sopravvivere, insomma, no? Che nasce appunto Vittoria. Noi abbiamo parlato di queste due chiese e qualcuno dirà perché non avete parlato di altre. Come sempre si fanno delle scelte, insomma, no? Quelle così che in qualche maniera sono forse più rappresentative qui nell'area centrale di Mestre, però sono quelle fino alla seconda guerra mondiale, le parrocchie però qualcuno potrebbe dire ma c'è la chiesa di Tessera con il campanile appunto no. Sant'Elena, se può parlarne in relazione a quello che ha scritto il nostro amico Lionello Pellizer, che ha fatto tutta la storia adesso della Gronda Lagunare, molto interessante. Poi ci sono le chiese come dire più moderne, perché le chiese costruite negli anni 50 sono un po' tutte diciamo così sulla falsariga di quella di via Piave. Bisogna arrivare negli anni 60 per avere prima la chiesa di San Lorenzo Giustiniani ai Quattro Cantoni, donata da Papa Giovanni. No, prima c'erano le chiese baracche. Sì, vabbè, quelle ci sono sempre perché chiese baracche. Sì, poi tante volte era la stessa baracca che quando avevano costruito una chiesa nuova andava in un'altra zona, no? A proposito dello sviluppo urbanistico di Mestre. E dopo a me invece sono molto care le due chiese nuove fatte dall'architetto Zanetti, che secondo me è molto bravo, che una è la chiesa della Cita e l'altra è la chiesa della casa del fanciullo a Marghera. Erano tutte e due moderne, diciamo, ma proprio così con molto respiro, linee molto belle, molto accattivanti. Per esempio quella della Cita, siccome la chiesa è intitolata alla Resurrezione, lui sia all'ingresso che sullo sfondo dell'altare ha immaginato un muro che si spacca. È bellissimo, no? Se tu vedi la facciata è un muro che si spacca, è la Resurrezione, no? Il muro si rompe e Cristo che nasce è una bella idea. Poi a proposito dei muri, sappiamo cosa contano i muri, cosa sono contati nella storia. Certo. Per quel caso mai si può anche ritornarci. Allora, concludiamo qui questa quarta serie sulla storia di Mestre. Ringraziamo i nostri storici Stefano Sorteni e Sergio Barizza. Chiamo un attimo, vieni. Non serviva Andrea, serve non chiamare Andrea Sperandio perché voglio ringraziarlo per queste belle iniziative che fa Mestre Mie, che sono ovviamente anche opera sua. Ma guarda, sono delle bellissime iniziative e abbiamo scoperto poi strada facendo con voi che sono anche molto seguite e che chi ci segue, diciamo, se la punta sull'agenda, sì. Diciamo che la storia della nostra città c'è questo trasporto fisiologico, no? Ricordiamolo anche che poi in seguito chi vuole vedere le puntate le trova su YouTube. Questo è sicuramente, perché noi queste sono delle dirette, ma poi i video vengono anche formattati da Francesco Brunello, da Chicco, e vengono messe su YouTube, per cui basta digitare qualche parola chiave, Mestre, il nome della chiesa, e sicuramente viene fuori questo. E noi riprenderemo a settembre, ottobre. Gli argomenti sono così tanti, si parlava dell'aspetto urbanistico e della crescita della nostra città, così forse un po' troppo, in maniera un po' troppo disordinata, ma è anche vero che a Mestre c'è un patrimonio un po' di tutto, no? C'è un argomento, avevo parlato sia con Fabio, con Sergio e anche con Stefano, a me mi piacerebbe saperne di più su tutti gli oratori che ci sono nella nostra città. Quello si potrebbe fare tranquillamente. E guardate, qui ci sarebbe un mondo da scoprire, e quindi magari
magari si può fare l'uno e l'altro, non lo so, sarà una sorpresa, insomma, lo decideremo insieme. Ecco. Comunque non finisce qui. No, non finisce qui, no. La nostra storia, la storia della nostra città sarà proprio l'ultima cosa che abbandoneremo, no, assolutamente. Grazie ancora. Grazie a tutti, e alla prossima stagione. Buonasera.